Mary, ma sono tutti tuoi quelli là? I pupazzi? Sì, No. ce li hai a casa? Li ho presi in prestito. Ah, ma non hai a casa qualche pupazzetto? Sì, certo, certo, anche perché io sono un'accumulatrice compulsiva e non butto via niente, per cui ho veramente tante cose. Grande Mary. Sentiamo chi c'è in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Fabio, Ciao. ti ricordi? No. No, sono Fiorella. Sei? È Fiorella di Candiana. Ciao Fiorella. Ciao Stella. Saluta anche la nostra ospite. Certo, stavo dicendo adesso che un saluto grosso alla Mary perché è veramente brava. Grazie, grazie, che carina. Mi è piaciuto molto l'ultimo qua, Mamma Boom. Hai visto? Veramente bello. Sì, Grazie. sì, bel video. Cerchiamo di fare delle canzoni allegre. Certo. Sì, c'è bisogno di un po' di allegria dopo tutto questo pandemonio che c'è, mamma mia, un po' di musica. Certo, certo. Abbiamo l'ospite ideale veramente per far arrivare allegria e musica bella nelle vostre case. Infatti, comunque volevo farti i complimenti per i video che ho visto anche prima, sono veramente belli. Grazie. Possiamo dirlo che li hai fatti tu? Fiorella, ma sai chi li ha creati quei video? Non tutti. Non lo so. No, non tutti, perché gli ho detto prima durante il video che un paio di video che abbiamo visti li ho fatti con il mio cellulare, li ho montati col cellulare, mentre altri invece sono belli professionali, Sì, fatti certo. proprio dall'edizione musicale. Non voglio sminuire poi il loro lavoro, perché... Però alcuni appunto li ha creati lei, è brava Mary. Complimenti. Hai visto? Veramente, complimenti in tutto. Grazie. Va bene Fiorella, il prossimo video suo lo dedichiamo a te. Ok, grazie, Va bene? troppo gentile. Sì, perché sei molto carina, quindi veramente dedicato. Un abbraccione a tutti e due, buona continuazione. Grazie Fiorella, ciao carissima. Fabio, salutami la Monica. Senz'altro. Va bene? Va bene, ciao Stella. Carissimi, Ciao. La Monichetta, la cantante che parlavamo prima, Monica. Allora, carissima Fiorella, altre curiosità tue, voglio sapere. Intanto tu hai sempre detto che hai... Dopo. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Chi è là? No, io volevo parlare, siccome c'era la Mary per televisione. Ah, ho capito! Teresa! Teresa, sì. Teresa! Buongiorno Teresa. Ah, ecco, Teresa, sì, ciao. Ciao. Allora, devi sapere che lei è, assieme ovviamente a suo marito, il proprietario del Dancing Casablanca di Montegrotto Terme. L'ho riconosciuta dalla voce. Squarcina, sì. Ah, ma sì, Teresa, ma ti conosco anch'io allora. Ah sì, dai. non so, io Dai, sono venuto anche a suonare con la mia orchestra, anche con Keiko tante volte. Ciao carissima. Ciao caro, ciao, io non mi ricordo in questo momento, comunque. Io sì, io ti conosco. Tutto Come bene? stai Teresa? Bene, dai, noi stiamo bene in salute, per il resto stendiamo un velo pietoso. Non dirlo a noi. Non dirlo a noi. Infatti, visto che ospite veramente eccezionale abbiamo oggi. Infatti, che bravi che siete stati, bravissima come sempre, dai, alla Mary, voi e tutti quanti. Sì, è un locale a cui sono molto affezionata, perché se dico da quanti anni ci vado, dopo si fanno i conti? Ma noi sappiamo che hai 18 anni. Ecco, Da lì non si scappa. Hai già detto, quindi va bene così. Non scopriamo altri altarini. No, vabbè, sono Ma non importa, ma noi siamo anni. sempre giovani, Esatto, sempre. Cioè, ci siamo fermati a una certa età, poi tutto il resto è esperienza. Esatto, brava. No, il Casablanca è un locale al quale sono molto affezionata da veramente tanti anni, c'è un bellissimo rapporto con la gestione, certo. E quindi io spero vivamente con l'autunno, anche perché è un locale che non ha l'estivo, ma comunque da settembre di solito si riparte. Speriamo, spero che arrivati a settembre si possa ripartire. È un pensiero comune sia per noi artisti che per voi gestori degli ambienti, è normale, delle discoteche, insomma, è normale. Lo speriamo proprio, ormai l'estate vabbè è andata, ma comunque speriamo almeno per l'autunno, dai, vero Mary? Certo. Speriamo.
alla grande, quindi lunga vita al Casablanca Che bello. Ecco, dai. e a tutti i blanchini perché ha un pubblico favoloso, Sì, sono sì, affettuosi, cioè proprio si crea un rapporto, ma non solo con noi Metro, cioè anche con tutte le band Certo. che diciamo sono più o meno quelle 5 o 6 che ruotano, c'è veramente un grande calore da parte dei cosiddetti blanchini. Il rapporto di amicizia, non Sì. c'è solo quello artistico dove Va si al di là- balla. Sì, va al di là dei rapporti di lavoro. Certo, sì, lo stavo dicendo anch'io, effettivamente, esattamente, proprio. esattamente. Ed è la cosa che secondo me funziona più di tutto, appunto. È vero, è vero. Quindi si va avanti così. Teresa, grazie per aver chiamato, Grazie. così mi hai dato la Niente, possibilità grazie a- anche di salutare il Casablanca. Grazie a voi e complimenti sempre ancora. Grazie, Ci Teresa. vediamo a presto, dai, arrivederci. Ciao. A presto. Ciao, Fabio, arrivederci. Ciao Grazie, carissima, ciao, arrivederci. Cara che dolce sta ragazza, è vero, che È carina dolce. Teresa, è una donna veramente, molto dolce, veramente. Guarda qua. Leggi tu. Allora, ciao, Dopo, no, leggi. È Ma- troppo bella. ciao Mary, sei unica, splendida, con canzoni toccanti, sono Luciano, ti aspetto, spero presto al Casablanca di Montegrotto, un abbraccio forte, ciao. Per quello ti ho fatto leggere. Ah, ecco perché. No, ma guarda, oggi veramente è una dimostrazione di affetto che proprio mi stanno Bello, venendo al bello, cuore, fa piacere. grazie. Dai, un'altra telefonata, poi un video tuo. Sentiamo chi c'è, pronto? Ciao Fabio, sono Gabri di Vallà, io ho Mary Rinaldi, lui sta a Canale Italia, posso dire che è bravissima come tanti altri cantanti. Molto Grazie. simpatica, molto simpatica. Grazie. Fabio, un'altra cosa volevo chiedere. Sì. Hai ancora la Monica come Certo, cantante? certo. Ah, ecco. C'era anche la settimana scorsa, è stata con me lunedì scorso la sera, era qui ospite con me 2 ore. Io vi ho guardato, non sono riuscita a prendere il telefono. Lo so, perché veramente siete tantissimi alla sera a seguire il programma e ci fa solo piacere. Finché non aprono queste maledette... Speriamo passi presto questa cosa. Ecco, è una speranza comune sempre. Ecco. Speriamo bene. Carissima, In bocca al grazie, lupo, sai. Speriamo che... ancora complimenti a Mary Rinaldi. Ecco. Un bacione, Grazie. un abbraccio e grazie. continua a Grazie, seguirmi. carissima. Ciao. Ciao Fabio, ciao. Ciao Stella, ciao. Ciao. Allora, aspettiamo uno stop alle chiamate. Cosa ascoltiamo? Cosa guardiamo, Mary? Beh, allora finora siamo sempre stati carichi, vuoi andare sul romantico? Sì, dai, o rimaniamo carichi? No, sul romano, no, dopo, altrimenti non c'è, siamo fuori. Un'altra chiamata? No. Dopo. Storia d'amore, Girasole sei per me. Girasole sei per me è molto dolce. Allora lo mettiamo. Dai, un momento di dolcezza. Ah, lo mandiamo, Mary Rinaldi. A dopo. Ah, sì. Dopo. Solitudine per me non vuol dire andare via. Al tuo cuore tornerò semmai, i miei occhi guarderai. La ragione è il sentimento, io non li distingo più, e mi lascio trasportare tu, splendi verso di me. Girasole sei per me, tu che giri e te ne vai, sei il colore dell'amore, forse c'è il modo mio. Hey, na 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 na, na 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 na. Sei lontano e come il vento mi soffi dentro al cuore. Tu sei la gioia del mio tormento, belle forte come
sei con me, tu che giri il mondo mio. Gira sole sei per me, tu che giri il mondo, sei il colore dell'amore, forse sono a modo tuo, ehi, sei per me, tu sei per me. Quando il cielo si tinge di rosso ed il sole va giù, la tua casa è lontana e forse non la rivedrai più. Tra la polvere i tuoi passi lenti, ma quanta fatica è il giorno che va. Un cowboy guarderà la sua terra che dorme distesa ed il fiume più in là, e non sai mai dirmi cos'è la solitudine dentro di te, senza il calore di una storia d'amore, si spezza il tuo cuore pensando a lei. Ora il sole che alto nel cielo sorride anche a te. Tra colline distese di grano ti chiedi il perché. Hai dovuto affrontare la vita e questa partita non finirà mai. Poi ti giri, l'orizzonte lontano, non c'è la sua mano che stringe la tua. E non sai mai dirmi cos'è la solitudine dentro di te, senza il calore di una storia d'amore, forte così da spezzare il tuo cuore ancora
Che bello. E non sai mai. Sì. L'ho letto giusto. Hai letto giusto? La dolcezza del valzer lento country. Lo so, brava Mary Rinaldi. Intanto prima di terminare voglio ringraziarti perché lei mi ha fatto anche da segretaria fuori dalla diretta. È lei che rispondeva al telefono. Bravissima, bravissima. Perché qui? A proposito di telefonate, sentiamo. Pronto? Chi c'è? Pronto? Chi è? Ciao Fabio, ciao Mary. Ciao! Chi sei? La Gabriella dell'Olmo. Ciao Gabriella, ciao tesoro. Ciao Gabriella! Sara. Questa è fatta mangiare da Dio, proprio. Ah, sì? Bravi, sì, sì. Hai visto Ecco. che bella ospite che è oggi, è brava? Bravissimi siete, due gioielli. Gabriella, ma- tesoro. Grazie Gabriella. Gabriella, Dai, però un devo bacione salutarti. a Gabriella, devo Monichetta salutarti quando velocemente. ti vedi, sa Fabio. Mi ascolti, mi guardi questa sera? Certo, ti vanno tutte le sere, Samir, ragazzo mio. Vabbè, allora ti aspetto questa sera, Gabriella. Mi basta, a tutti se ne guardo dalle 9 alle 11:30. Brava. Poi dopo andiamo a letto. Avevi letto voi dopo. Dopo. Va bene, Ciao, Gabriella, un Gabriella. abbraccio. Guarda, vi mando un bacione a tutti e due, specialmente a Media che lo mando più grande. Certo, Grazie. certo, fai bene. Ricambio? Ecco. Hai una bella voce, sei bellissima e brava. Grazie mille, sei molto carina, Fabio deve grazie. diventare nero e me pare Carlo Conti adesso che deve diventare tutto nero. Io? No. Magari. Oh, un pochino. Sì, ma infatti, guarda, sono stato alle Seychelles e alle Maldive, ho fatto un giretto, sì, sì, si sì. vede che ti ci stai ai piedi, si vede. Comunque no, Fuori nell'orto, nel bosco. Fabio, voglio darti un saluto, tu sei da chi? Sì, grazie, un bacione. Da Enzo DJ anche. Certo, mio amico Enzo DJ. Un abbraccio Ciao, forte, ormai tesoro. fatto amico con tutti. Va bene. Ciao bella, ragazzi, ciao Gabriella. grazie, ciao belli, Ciao. Ciao Stella, ciao, che cara sta donna, che cara. Allora, cara amica mia, siamo giunti al termine, sai? È volato il tempo. È volato. Allora, intanto ti chiedo se sei social o comunque se qualcuno vuole contattarti Sì. o vedere le tue serate, i tuoi dischi, Certo. come può fare? Allora, Come facciamo? Dai, rispondi. Dai, via, l'ultima. Pronto? Ciao, pronto, salve. Sa- Volevo parlare con la Mary, io sono l'amica della Rottamata. Eccola qua, tutta per te. Ciao Patrizia. Ciao Mary, ciao, ma sei andata fino a Montebelluno, io pensavo facessi la diretta da casa. Castelfranco. Sono a Castelfranco Veneto. No, proprio siamo Castelfranco Veneto. Sì. Ho capito. in carne Ho ed capito. ossa qui. Aspetta E ora che sta ti anche saluta piovendo, anche la senti. Silvana. Ti saluta anche la Silvana. Grazie. Ciao Mary. Ciao Silvana, ciao. Ciao. Prima o poi ci conosceremo. Sì, ma probabilmente veniamo al Quo Vadis. Tieni due Bello posti. qua. Ah, bello, bene. Molto bene, ma anche certo, perché è certo. su prenotazione, quindi. Covadis. Quando è? Giovedì prossimo, non questo, vero? Giovedì 18, sì, esatto. Giovedì 18, inaugurazione del Quo Vadis a Ferrara Nord, a 1 chilometro dal casello. Certo. Vediamo di fare un po' di numero, che così c'è bisogna. tanta gente che... Andate sì, a trovare Mary. Lo so, poi a me piace ascoltarla, quindi non c'è problema. Va bene. Ciao carissima. Allora, ciao, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao. Grazie Patrizia, che fra l'altro è una ciao, bravissima Mary, cantante, ciao. Patrizia. Sì. Ciao, bella. Ciao. Che bello conoscere queste persone. Allora, purtroppo chiudiamo le telefonate. Dai. Siamo giunti al termine, dobbiamo chiudere anche il giro di tacco. Hai visto, Mary? Ti è piaciuto star qui? Ma sì, perché è volato tra telefonate, messaggi e video. Anche come segretaria è ok. Proprio non ti manca niente. Stavamo dicendo come mi possono trovare se vogliono delle serate musicali. Beh, allora, innanzitutto ho l'agenzia teatrale, il cosiddetto impresario. Vai pure. Che è Milli di Anzola delle Miglia di Bologna, con il sito molto semplice www.milli.it. Poi vabbè c'è anche il numero di telefono, comunque certo. si trova sul web facilmente. E poi ho i social, io sono su Instagram, su TikTok, Facebook. Il tuo nome c'è Mary Rinaldi, scritto così all'italiana. Mary Rinaldi, perfetto, quindi lì la trovate, ti possono messaggiare lì eventualmente. Sì, con Messenger, quindi insomma io do la possibilità a tutti di potermi scrivere e contattare, per cui non ci sono filtri, non lascio filtri perché insomma male non fare, paura non avere, si dice. Quindi mi si può contattare in vari modi. È stato bello, veramente. Posso avere sia io lavoro come dancing DJ come da solo, oppure come canto J, dove alterno
Ma senti, prima hai coniato questo termine, canto J. Sì, alcune canzoni originali, magari anche per spezzare un pochettino la Vabbè, monotonia, certo. la monotonia di una stessa voce, e poi invece ogni tanto canto delle canzoni dal vivo, ma la cosa che preferisco in realtà è uscire con la mia orchestra, Certo, ovviamente. certo. Hai tutte queste opzioni. Carissima Mary, dobbiamo salutarci perché siamo oltre le 14:30. Io veramente ti ringrazio, sei una persona speciale, mi ha fatto molto piacere averti qua. Spero e senz'altro ritornerai qui, spero di averti qui con me o comunque con i miei Grazie. colleghi qui a Radio Sorriso. Grazie per l'invito, grazie al direttore, grazie a te per Ci avermi salutiamo. accolta così bene. Ma cara, sei un tesoro.